Amici sportivi e appassionati di hockey, buon pomeriggio dal Palasport di Olot, dove tra qualche minuto inizierà l'avventura degli azzurri al campionato europeo femminile, ultimo appuntamento del 2023 per quanto riguarda le squadre nazionali. Avete visto, state vedendo sotto la grafica della regia la squadra arbitrale che si occuperà di questa partita. Gli arbitri principali in pista sono lo spagnolo Ruben Fernandez e l'inglese Derek Bell. Le squadre invece si stanno avvicinando ai cancelletti di ingresso. Italia-Francia in questo primo turno del gruppo A, gruppo che contiene 4 squadre, teoricamente le 4 squadre più forti del campionato, e vedete l'entrata in pista di Italia con la maglia azzurra e Francia con la maglia bianca. Il protocollo prevede gli inni nazionali per entrambe le formazioni prima di ogni partita, e quindi andremo ad ascoltare gli inni, credo, prima delle formazioni, anzi no, prima ci sono le formazioni delle due squadre. Cominciamo dalla Francia con il numero 1 Lucie Goe, con il numero 2 Claire Fay, con il numero 3 Ninon Dubuquet, con il numero 4 Oxela Son, con il numero 5 Anne Raoul, con il numero 6 Célia Goe, con il numero 7 Cyrielle Lagroix, con il numero 8 Sandy Geflot, con il numero 9 Marie Espin e con il numero 10 Lily Bouchot. La vedete in grafica ora la formazione allenata da Tatiana Mallard. Avversario scomodo, ma forse rispetto agli altri avversari del gruppo A, che sono Spagna e Portogallo, la partita più abbordabile del girone per una nazionale azzurra in gran parte rinnovata, con l'inserimento di atlete importanti a fianco delle senatrici, tra le quali manca Erika Ghirardello, che rientrerà invece per quanto riguarda i campionati mondiali dell'anno prossimo, ma ne avremo modo di parlarne. Eccola qui la formazione azzurra, con il numero 1 Teresa Parlato, con il numero 2 Ludovica Rossetto, con il numero 3 Marta Cerato, con il numero 4 Sofia Bertinato, con il numero 5 Laura Rubega, con il numero 6 la capitana Pamela Lapolla, con il numero 7 Francesca Maniero, con il numero 8 Elena Tamiozzo, con il numero 9 Anna Orsato, con il numero 10 Veronica Carretta. L'allenatore ovviamente è Massimo Giudice, portoghese la coppia di arbitri al tavolo Silvia Coelho e Joaquim Pinto, che si occuperanno del referto e del cronometro per questa partita. E ora è il tempo degli inni nazionali delle due squadre, e cominciamo credo con l'inno francese. Hola, hola, hola. Probando un 2, 3.
Hola, 1, 2, 3. E dunque l'inno di Mameli per le azzurre in questo pre-gara della prima partita del campionato europeo senior femminile. Prima partita ovviamente per quanto riguarda il gruppo delle azzurre, perché l'esordio invece dell'europeo c'è già stato prima di questa gara con la rotonda vittoria della Svizzera contro la Inghilterra per 7-0. Vale la pena ricordare la formula particolare di questo campionato, perché sono 7 le squadre partecipanti: Italia, Spagna, Portogallo e Francia nel gruppo A, mentre Inghilterra, Svizzera e Germania nel gruppo B. La prima classificata dopo il girone di qualificazione del gruppo A va direttamente alle semifinali. Ovviamente la grande favorita è la Spagna, mentre le altre 3 squadre affronteranno le rispettive avversarie nel gruppo B, in quelli che sono sostanzialmente dei quarti di finale. Chi vince approda alle semifinali, chi perde invece dovrà accontentarsi del girone per il quinto o settimo posto di questo campionato europeo che si gioca, lo ripetiamo, ad Olot in Spagna, campionato che doveva giocarsi originariamente in luglio, dopodiché ci sono stati problemi organizzativi. Si è riusciti a metterlo in piedi in questa sede, che è già stata sede di alcuni eventi internazionali negli anni scorsi. Questo è un tempio del pattinaggio artistico, in particolare dei gruppi sincronizzato, diverse volte campione del mondo la formazione di Olot. Intanto state vedendo le squadre che fanno le foto ufficiali agli ordini del nostro Stefano Zamperin, che in questa sede veste i panni di responsabile della comunicazione del World Skate Europe. Tranquillizzo subito anche tutte le persone che ci stanno ascoltando. Oggi sono solo al microfono per questa prima telecronaca. Da domani la voce principale della nazionale sarà quella di Francesco Ferrari, che ci raggiungerà e che sarà assieme a noi a raccontare le gesta delle azzurre in questa settimana. Il calendario prevede oggi alle 17:30, quindi tra qualche minuto, anzi siamo già leggermente in ritardo, la prima partita delle azzurre. Domani alle 18 l'Italia affronterà il Portogallo. Mercoledì alle 20:30 sarà la volta dello scontro con le padrone di casa della Spagna. Poi giovedì quarti di finale, venerdì ci auguriamo le semifinali e sabato l'atto di chiusura di questo campionato europeo. Tutto pronto ormai, siamo al grido di battaglia per quanto riguarda la Francia. L'Italia l'ha già fatto, Italia già pronta con il quintetto in pista: Veronica Carretta tra i pali, Pamela Lapolla, Francesca Maniero, Elena Tamiozzo e Anna Orsato invece esterne. Per quanto riguarda la Francia, Lily Bouchot è la Lucie Goe va a mettersi in porta, mentre le esterne sono con il numero 3 Ninon Dubouquet, con il numero 4 Axel Asson, con il numero 6 Célia Goe e con il numero 7 Cyrielle Lagroix. Dunque tutto pronto per iniziare, si aspetta solo il fischio del signor Ruben Fernandez, primo arbitro di questo incontro, che arriva in questo momento. E parte dunque l'avventura azzurra. Inizia subito con un tiro di Elena Tamiozzo, che colpisce duramente la Dubouquet, che accusa il colpo. Pallina ancora in possesso delle azzurre, con Pamela Lapolla che prova ad entrare dalla sinistra. Si accentra il tiro, la parata già difficile da parte di Lucie Goe,
recupera poi ancora la Polla che prova ad entrare da dietro porta. Inizio subito arrembante delle azzurre con la capitana che ora sbaglia però il passaggio per Maniero e favorisce la ripartenza delle transalpine con Goe. Scende sulla destra attaccata da Maniero. Dubuquet all'indietro per Asson. Palla ora per la numero 7 Lagroix. Efficace l'intervento difensivo dell'Italia. Maniero può ripartire sulla destra, cambia gioco dalla parte opposta per la più giovane della nazionale azzurra, vale a dire Anna Orsato. In questo campionato europeo Massimo Giudice, il commissario tecnico della nazionale femminile, avrà modo di iniziare l'inserimento anche in nazionale senior delle ragazze che in questi anni hanno lavorato prima in tornei non ufficiali, poi all'Europeo Under 17 con la nazionale Under 17. Intanto ci prova da posizione quasi impossibile Elena Tamiozzo, diciamo quasi perché da posizione ancora più difficile arrivò il gol decisivo contro la formazione del Cile al campionato del mondo ai World Skate Games all'ultimo secondo del quarto di finale. Quindi non esistono posizioni impossibili per Elena Tamiozzo. Anna Orsato per la Polla, ha sbagliato l'appoggio, recupera Cecilia Goe, scusate, in avanti per Asson. Arriva prima però la capitana che poi si fa rubare la pallina. Attenzione, Asson cerca di girarsi, poi è un testa a testa, lo vince ancora la francese, però siamo tornati dietro la linea di centropista. Palla dalla parte opposta per Dubuquet. Efficace il contrasto di Tamiozzo che poi viene messo in movimento dalla Polla. Ancora la numero 6 azzurra, non c'è nessuno però pronto a ricevere al centro dell'area. Allora la pallina all'indietro, prima per Maniero, poi per Orsato. Tamiozzo si gira, su di lei c'è Dubuquet. Prova a muoversi al centro dell'area Orsato, la palla all'indietro per Maniero. Intanto parte la discoteca che viene fermata immediatamente. Tamiozzo, ancora 12 secondi per andare al tiro, prova a passare d'astuzia Tamiozzo, ci riesce ora però bisogna forzare la conclusione e il gol di Pamela La Polla. C'è l'errore questa volta di Lucy Goe perché il tiro era centrale rasoterra di Pamela La Polla, ma il portiere non è riuscito a trattenerla. Lo andiamo a rivedere. Qui è brava Elena Tamiozzo a recuperare una pallina che sembrava perduta. La conclusione, vedete il portiere che si lascia sfuggire la pallina da sotto il gambale e quindi favorisce il vantaggio dell'Italia dopo 3 minuti e 4 secondi. Siamo di nuovo in avanti, attenzione, il tentativo questa volta è di Tamiozzo che alza e schiaccia, stavolta è brava però Lucy Goe a metterci il guantone e ad evitare l'immediato 2-0 dalla parte opposta. Ancora Tamiozzo a chiudere sulla avversaria. Prova a reagire la Francia ora con Lagroix, toccata invece Dubuquet da Maniero che va a pressare e con il pressing recupera palla. Andiamo a rivedere l'azione precedente, visto che ci siamo dotati ovviamente di replay autonomi per ovviare alle carenze eventuali della regia che per queste partite ci propone il replay soltanto per i gol. Fallo di Maniero, giusta la decisione dell'arbitro, è il primo fallo di squadra della partita, fischiato contro la nazionale azzurra. Fallo su Cyrielle Lagroix, scusate. Dubuquet, 2 su di lei, hanno la meglio le azzurre, va via Tamiozzo, centrale, fallo su di lei, resiste alla prima irregolarità, poi Axel Osson la ferma in qualche modo, questa volta placcandola prima del retro della porta. Il primo fallo anche per la Francia, ricordiamo 1-0 per le azzurre, il gol di Pamela La Polla dopo 3 minuti e 4 secondi di gioco. Già battuta la punizione.
Pallina messa in mezzo per la Polla, in realtà era un passaggio per Orsato che però non si è spostata per andarlo a ricevere. Pamela, la Polla si fa ora superare, attenzione a questa discesa in diagonale di Axel Osson, fermata e costretta a ripartire dalle retrovie. Ci prova dalla distanza Segliagoe, fa muro però la difesa azzurra e può ripartire la nazionale italiana con Maniero. Scambio con la Polla, c'è Tamiozzo a centropista, prova ad accelerare la Polla, mette in mezzo una pallina per Maniero, pallina che però non arriva, la stessa Maniero però dietro porta la tocca quel tanto che basta per consentire alla propria capitana di ripartire con l'azione. Tamiozzo dalla distanza si immola Segliagoe per impedire questa conclusione, poi va a riconquistare pallina la numero 6 francese, il suo passaggio però per Ninon Dubuquet non è preciso, recupera la numero 3 che non può far altro che uscire verso il centro della pista. Ora il controllo impreciso è di Osson, ancora francesi che riparano nella propria metà pista, prova dalla lunghissima distanza la giocatrice francese numero 6, pallina che comunque rimane in possesso. Attenzione ora, superiorità numerica, il tiro da dimenticare di Segliagoe e Orsato che può partire, non forza però, anche perché la difesa francese era rientrata completamente, dunque in avanti ancora le azzurre con Orsato. Si preparano 2 cambi intanto in casa francese, tutto fermo invece sulla panchina delle azzurre. Orsato dietro porta, aspetta Maniero, ma marcano bene le difensore della Francia e dunque pallina all'indietro, ci prova Tamiozzo, questa volta colpisce Ninon Dubuquet sulla mano, ferma il gioco il direttore di gara, la numero 3 della Francia esce, così come esce Segliagoe, entrano con il numero 5 Anne Herrault e con il numero 8 Sandy Geflot, mentre cure mediche, un po' di ghiaccio per Ninon Dubuquet per il colpo appena subito. Orsato contro la neoentrata Anne Herrault, alla meglio la giovane italiana, e l'Italia può di nuovo dipanare il suo gioco. Fino a questo momento azzurre decisamente in maggior possesso di pallina rispetto alle francesi, anche il risultato di 1-0 sta lì a dimostrarlo, anche se in realtà le occasioni sono state poche per l'Italia. Questa per esempio di Chicca Maniero che si infila bene sulla destra, la sua conclusione però è preda del portiere. Era qualche minuto che l'Italia non riusciva più ad andare a segno ed era importante farsi vedere dalle parti del portiere francese Lussigoe. Recupera la Francia ora con Marie Espin, anche lei neoentrata, quindi praticamente già 3 cambi per Tatiana Malard, allenatrice della Francia. Cambiati 3/4 del quintetto iniziale, nessun cambio invece ancora per l'Italia. Ora Tamiozzo si ferma, cerca e trova la Polla che prova un alza e schiaccia di pregevole fattura ma poco efficace, eseguito da posizione molto angolata, facile per Lussigoe sventare con la mano. Ancora la nostra capitana all'indietro per Tamiozzo, c'è spazio sulla destra, si apre il corridoio, c'è lo spazio anche per il passaggio a la Polla, non c'è però la precisione da parte di Tamiozzo. Recupera la Francia, attenzione ora a questo tentativo di penetrazione delle francesi che viene subito fermato. Palla messa in mezzo, attenzione, c'è un fischio da parte della coppia arbitrale, una punizione in favore della Francia per una trattenuta fuori dall'area, fischio da parte di Ruben Fernandez. Punizione in favore delle francesi, punizione interessante se ci fosse qualcuno dotato di un buon tiro. Chiude bene però Maniero uscendo dalla barriera in direzione del portatore di palla e dunque
l'Italia recupera questa pallina e viene in avanti con Tamiozzo, Maniero, la Polla per Tamiozzo ancora, di nuovo la Polla, si ferma prima di andare dietro porta anche perché viene chiusa da Anne Errol. Tamiozzo, spazio per il tiro, la conclusione passa in mezzo a tutte le gambe e i bastoni, arriva fino al portiere che però para bene. Attenzione dalla parte opposta, abbastanza rapida l'azione della Francia. Sbaglia tutto la numero 5, un passaggio orizzontale su cui si era avventata Anna Orsato, che però non riesce a controllare la pallina. Poi Tamiozzo con un colpo praticamente da baseball porta via la pallina, ma sono ancora le francesi che stanno provando a forzare in questa fase, anche se non si rendono particolarmente pericolose. Ora c'è la prima parata di Veronica Vicky Carretta su questa azione in percussione delle francesi. Lo avevamo detto che stavano tentando di accelerare e si sono rese decisamente più pericolose. L'azione più pericolosa è il primo vero tiro in porta dopo 9 minuti e mezzo da parte della Francia, che ora ha alzato anche il baricentro della difesa, rendendo più difficile la manovra alle azzurre. Tamiozzo prova a infilarsi e a ricevere il passaggio di Maniero. Ora bisogna chiudere in difesa perché altrimenti è un 2 contro 2 in velocità. Marie Spen viene però messa all'angolo da Anna Orsato, poi arriva Pamela La Polla che porta via pulita la pallina, può ripartire l'Italia. Impreciso però il passaggio di Tamiozzo, ora pasticciano le azzurre, recupera in qualche modo Pamela La Polla e possono ripartire dunque con ancora 20 secondi di tempo per andare alla finalizzazione. Sbaglia però ancora il passaggio Tamiozzo, riparte la Francia, chiude bene Pamela La Polla, pallina però che rimane lì, attenzione al limite dell'area, cade a terra la giocatrice numero 8 delle francesi, sì scusate, la numero 8 Sandy Gefflot, non se ne accorge la sua compagna che le cede comunque la pallina. Poi dalla parte opposta avete visto la conclusione italiana, ora partita decisamente più divertente con veloci cambiamenti di fronte. Attenzione, Anna Orsato mette in mezzo per Tamiozzo, poteva forse andare direttamente alla conclusione, para Lucie Goe, questa volta evitando il gol del 2-0. Italia vicina ancora al raddoppio. Imprecisa questa volta l'azione, Orsato poteva anche andare direttamente alla conclusione, ha preferito servire la corrente Tamiozzo che ora prova una girata, si chiude bene però la difesa, in particolare Anne Errol che ora si fa rubare palla dalla Polla. Tamiozzo all'indietro, Maniero già schierata però la difesa francese. C'è anche il time out richiesto dalla formazione di Tatiana Malard. Alla prossima interruzione ci sarà dunque il time out. Intanto però riparte la Francia con il numero 5 Anne Errol all'indietro per Gefflot. 5 secondi, fallo di gioco passivo da parte della Francia, time out richiesto come avevamo preannunciato proprio dalla formazione francese sul risultato di 1-0 in favore delle azzurre. Vedete qua inquadrata la panchina francese, il risultato finora deciso dal gol di Pamela La Polla dopo 3 minuti e 4 secondi. Noi ci andiamo a rivedere gli highlights di questa prima parte di gara. Questo è proprio il gol di Pamela La Polla con la collaborazione del portiere francese che non è intervenuto sicuramente nel migliore dei modi in questa occasione. Come vedete praticamente sono tutte azioni azzurre, ad eccezione di questa che è la parata di Vicky Carretta sulla prima e unica vera conclusione da parte delle francesi. Si riprende con il gioco con la formazione
azzurra che andrà a battere una punizione per il fallo precedente, il fallo di gioco passivo commesso dalle francesi. Non ci sono cambi nella formazione azzurra, ci sono invece in quella francese, che è tornata al quintetto iniziale, quindi 3-4-6-7, Dubuquet, Hasson, Goe, Lagroix, le esterne. Mena la Polla, occasione d'oro per lei, marcata benissimo al centro dell'area. Ancora l'Italia sotto la misura, sotto la porta delle francesi. Entrata decisamente meglio in questo secondo tempo la formazione azzurra. Rivediamo l'azione precedente, il bel movimento di Pamela La Polla con la parata, anzi la pallina che è terminata alta sopra la traversa. Riparte la Francia ora, proprio sotto la nostra postazione con Célia Goe. Lagroix per Dubuquet, ruba la palla Pamela La Polla. Tamiozzo prova a mettere in mezzo una pallina, un pallonetto velenoso che però non trae in inganno il portiere della Francia, Lucie Goe. Recupera ancora l'Italia, questa volta è Maniero che ha lo spazio per andare al tiro, non c'è precisione però nella conclusione e poi la palla finisce sull'esterno della rete, quindi si riprenderà con un ingaggio. Abbiamo passato da un minuto alla metà di questo primo tempo, sempre 1-0 per le azzurre che non riescono ad allargare il risultato di questa partita come meriterebbero, perché tante sono state le occasioni create dalla formazione di Massimo Giudice. È mancata un po' la precisione sotto porta. Ora arriva questa pallina, anzi non arriva la pallina perché intervengono i difensori della Francia. Ancora l'Italia con La Polla che cerca un passaggio esterno, serve invece la numero 4 Hasson che viene fermata da Maniero, poi non parte in velocità il contropiede azzurro. Tamiozzo, ancora una pallina messa in mezzo, non c'è però nessuno sulla traiettoria. La Polla, Maniero all'indietro per Orsato, di nuovo La Polla, lontane dalla zona pericolosa le azzurre in questo momento. Ci prova Tamiozzo, tentativo di filtrante per La Polla che non arriva a destinazione. Ancora in difesa attente le azzurre a recuperare la pallina, non riescono a verticalizzare le giocatrici francesi. Tutte le volte che ci provano sbattono contro il muro difensivo delle azzurre, in questo caso Orsato e Maniero. La Polla si gira, prova una conclusione che però è preda del pattino di un'avversaria. Dalla parte opposta arriva al tiro la numero 3 Ninon Dubuquet, ma lo fa in modo scomposto e non preciso. Ancora Francia con la numero 6 Goe all'indietro, cerca lo spazio per il tiro. Pamela La Polla però si gira e col bastone allontana. Ancora Francia che attacca, questa volta a chiedere il time out è l'Italia. Luce verde sulla panchina, Maniero butta via, fa cadere la stecca per evitare di incorrere in un fallo, lascia però andare l'avversaria che poi non riesce a concludere. Ancora Italia, Orsato con le giocatrici titolari, nazionale francese che aspetta le azzurre, difesa baricentro, la difesa più basso rispetto a prima. Ci prova con questo filtrante Pamela La Polla per Tamiozzo. Ancora il capitano, impreciso il suo passaggio a metà strada tra Maniero e Orsato. Alla meglio la giocatrice francese Ninon Dubuquet, che è decisamente quella più intraprendente su tutte le palline. Ancora lei in possesso di sfera, largo ora per Lagroix. Ancora Dubuquet, sbagliato il passaggio, attenzione Tamiozzo, un'ottima occasione, brava Oxelosson
a metterci il bastone. Fallo di squadra di Tamiozzo, è il fallo numero 4 per l'Italia, uno soltanto per la Francia. Va a chiedere spiegazioni a Ruben Fernandez, la numero 8 italiana, e c'è il time out che vi avevamo preannunciato, chiesto da Massimo Giudice. 8 minuti e 43 secondi da giocare ancora in questo primo tempo, risultato fermo sull'1-0, gol in apertura 3 minuti e 04 di Pamela La Polla, poi dominio azzurro ma nessun'altra conclusione da parte, conclusione efficace da parte delle giocatrici della nostra nazionale. La Francia ha fatto praticamente solo un tiro in porta, quindi il dominio è abbastanza importante, ma se non viene tradotto in gol di vantaggio si va ovviamente poco lontano, e ovviamente sarà quello l'argomento principale da parte di Massimo Giudice, che vediamo abbastanza deciso. Nessun cambio nemmeno in questa occasione per le azzurre. Ricordiamo che in panchina l'Italia ha Ludovica Rossetto, Marta Cerato, Sofia Bertinato e Laura Rubega, oltre a Teresa Parlato, tutte giocatrici del Valdagno, tutte giovanissime, molte di loro all'esordio in un campionato con la nazionale senior. Si riparte con 8 minuti e 43 secondi da giocare e la Francia in possesso di pallina. Il passaggio largo per Cyrielle Lagroix, vediamo se ci sono cambi. Sì, è entrato col numero 9 Marie Spen. Attenzione, Pamela La Polla, fermata regolarmente, recupera però la pallina Maniero. Tamiozzo, La Polla, ancora Maniero, provano a giocare ora di più dietro porta, a cercare l'inserimento le giocatrici azzurre. Palla all'indietro, doppio scambio con Tamiozzo, in mezzo all'area c'è la sola Maniero. Ora stanno per scadere i 45 secondi a disposizione, la pallina però è preda della Francia prima del tempo e dunque punizione in favore, scusate, la pallina che viene ripresa dalla Francia. Ora fase abbastanza confusa. Tamiozzo, la conclusione, la parata tutt'altro che sicura da parte di Lucy Goe. Ancora una fase delicata con il primo cambio azzurro, fuori Anna Orsato e dentro Ludovica Rossetto. Primo cambio per l'Italia. Eccola qua, Rossetto in possesso di pallina. Tamiozzo, Rossetto piazzata davanti al portiere avversario, pronta a passaggi o deviazioni. Ora prova ad andare a recuperare questa pallina, ci riesce quantomeno a rallentare l'azione francese, poi è La Polla che perfeziona il disimpegno. Tamiozzo, la conclusione da posizione molto angolata sulla traiettoria il portiere francese. Poi attenzione perché parte un contropiede ora con Tamiozzo che deve allungarsi per impedire a Axel Osson di presentarsi a tu per tu con Veronica Carretta. Una pallina persa al limite dell'area su un retropassaggio che per poco non causava davvero guai seri per la nazionale azzurra, che ora ci riprova. La Polla si muove ma non riceve palla. Tamiozzo, attenzione 2 contro 2, finta il tiro la numero 8 Sandy Geflot, poi gli rubano palla le azzurre, pallina che ricapita a Marie Spen. C'è però un colpo fortuito con la pallina che colpisce al volto Ludovica Rossetto. Gli arbitri fermano immediatamente il gioco, deve uscire
la numero 2 era entrata da poco. Speriamo nulla di grave per lei. Rientra Anna Orsato. Vediamo se questa è l'azione. No, questa è l'azione precedente. Ripartito il gioco con una palla a 2, nessun problema a quanto pare per Ludovica Rossetto, che si rimette in panchina, ovviamente un po' contrariata per quanto accaduto. Dalla parte opposta intanto avete visto questo bel controllo e tiro da parte di Elena Tamiozzo, con la pallina che finisce leggermente alta. La Polla. Ultimi 5 minuti di gioco di questo primo tempo, sempre 1-0 per le azzurre, che non riescono a trovare il gol del meritatissimo raddoppio. La Polla, servita da Tamiozzo in mezzo a 10 gambe, era difficilissimo trovare il controllo della pallina difesa ora da Tamiozzo. Maniero vince un rimpallo dopo aver sbagliato il passaggio, quindi l'Italia ancora in possesso di pallina. Orsato prova il passaggio per la Polla, marcata bene da Sandy Geflot. Tamiozzo, tiro dalla distanza, il tentativo di Pamela La Polla di trovare la deviazione che non arriva. La Polla che poi prova a recuperare palla, alla meglio però la numero 5 Anne Roll in un primo momento, perché poi la nostra capitana ci mette una pezza e riporta a casa il possesso, l'ennesimo possesso di pallina. La Polla, Tamiozzo in avanti, pallina messa in mezzo, deviazione forse col pattino che non inganna comunque il portiere francese. Francia che supera il centro della pista. Attenzione, buon movimento di Anne Roll, il tiro dalla distanza di Marie Espen completamente fuori bersaglio, ma tra gli applausi di incoraggiamento della panchina francese, mentre l'Italia chiama nuovamente il time out, è il secondo per le azzurre. Punizione in favore della nazionale, si riprenderà con una punizione in favore della nazionale azzurra. Qui vedete la squadra di Massimo Giudice con il tecnico che dà indicazioni anche probabilmente in questa occasione nel tentativo di trovare la via di uscita per scardinare la difesa francese, che fino a questo momento ha reso impossibile all'Italia raddoppiare il risultato. 1-0, gol di Pamela La Polla dopo 3 minuti e 4 secondi, dopodiché tante azioni ma nessuna rete, anche oggettivamente quasi nessun pericolo, una pallina praticamente toccata da Vicky Carretta nel corso di questo primo tempo, un paio di tiri fuori, tra cui l'ultimo che abbiamo visto. Per il resto la Francia fatica a creare difficoltà alla nazionale azzurra. Dunque punizione, chiedo scusa, per la Francia e non per l'Italia, per riprendere il gioco. 3:43 da giocare nel corso del primo tempo. Nessun cambio per le azzurre, rimane dentro Orsato. Marie Spen, ora il controllo non preciso di Geflot, ancora Spen, palla all'indietro, sbagliato il passaggio per Anne Roll, può recuperare la formazione azzurra con Pamela La Polla per l'ennesimo attacco delle nostre ragazze. Orsato, ancora La Polla, sulla sinistra ci prova ora Elena Tamiozzo, giro dietro porta, prova l'alza e schiaccia, pallina che non entra, dice il signor Bell, che era ottimamente piazzato. Timida esultanza da parte di Elena Tamiozzo, quindi probabilissimo che l'arbitro avesse ragione. Tanto qui Maniero pulitissima in questo intervento, vediamo se riusciamo a far partire un contropiede. No, perché la difesa francese si piazza immediatamente. Dietro porta va Elena Tamiozzo, prova a inserirsi Anna Orsato, la pallina è all'indietro per Pamela La Polla, non è precisa. Pamela La Polla la scaraventa in avanti ma non riesce a superare la linea di centropista prima dei 5 secondi, e quindi
La pallina finisce in gioco passivo e ora c'è il cambio con il rientro in pista del numero 7 Cyrielle Lagroix al posto di Marie Espen nella Francia. Punizione per le francesi, sulla pallina c'è Anne Roll per Geflot, da questi a Goé. Si accentra Goé, attenzione, cade Anna Orsato, c'è il fallo, dice il direttore di gara, è il secondo fallo di squadra per la Francia, 4 ne ha commessi l'Italia, quindi situazione falli per il momento assolutamente sotto controllo. Quando ci avviciniamo a grandi passi verso la fine del primo tempo di questa partita. Goé. La Polla. La conclusione di La Polla, la parata da parte del portiere e il controsoffitto che vola a terra, come avete visto, pezzo di polistirolo colpito dalla pallina, è lentamente sceso al di fuori della pista. Rivediamo qua la conclusione, forse vediamo anche, eccolo lì, il polistirolo che scende dalle stelle in modalità molto natalizia. Tiraccio in avanti da parte delle francesi, 100 secondi alla fine della prima frazione di gioco, azzurre alla ricerca del raddoppio che non arriva. Tamiozzo, il tiro, ancora il guantone di Lucy Goé a impedire il 2-0. Lucy Goé che dopo l'infortunio sul gol di Pamela La Polla ha difeso molto bene la propria porta. Attenzione, ora c'è spazio per un contropiede con Tamiozzo che si accentra, cerca la conclusione solitaria, era marcata Anna Orsato, ancora Tamiozzo, si muove Maniero, 1 minuto, il tiro di Pamela La Polla dalla distanza, toccato dal difensore della Francia, ancora le azzurre in attacco. Tamiozzo, La Polla, Tamiozzo, Orsato, prova a muoversi in mezzo a 3 avversari. Orsato, le rubano la pallina dei francesi. Attenzione a questa azione con Pamela La Polla che ci mette il bastone su Anne Errol e la palla è per l'Italia, dice il signor Ruben Fernandez, che regala così l'ultimo possesso verosimilmente alle azzurre. 30 secondi alla fine, Pamela La Polla chiama tutti alla calma per non lasciare alla Francia l'ultima occasione del primo tempo. Tamiozzo apre bene per Maniero, c'era forse lo spazio per qualcosa di più di questo tiro. Ultimi 10 secondi, La Polla, Tamiozzo, vediamo chi è delle due che si prende la responsabilità. Il tiro è di Elena Tamiozzo, la pallina è recuperata ma è finito il primo tempo, dunque si chiude la prima frazione con l'Italia in vantaggio per 1-0 sulla Francia. Il gol di Pamela La Polla dopo 3 minuti della prima frazione, gol che andiamo a vedere prima di fermarci per l'intervallo e rivederci tra meno di 10 minuti. A presto.
Di nuovo in diretta dal Palazzetto dello Sport di Olot, secondo tempo di Italia-Francia, prima partita delle azzurre al campionato europeo senior che è iniziato oggi qui a Olot, provincia di Girona, 100 km circa da Barcellona. Italia in vantaggio per 1-0 dopo il primo tempo, un primo tempo sostanzialmente dominato dalle azzurre, ma un dominio che non ha portato, dopo il gol di Pamela Lapolla, a nessuna ulteriore rete per mettere al sicuro il risultato. Questa è la seconda partita di giornata, se ne giocano 3 al giorno. Partita tra Svizzera e Inghilterra terminata 7-0 per la formazione elvetica, ma è l'altro girone. I destini di Italia con una di queste due partite ci saranno eventualmente nella seconda fase, quindi da giovedì in poi. Nel gruppo dell'Italia invece, oltre alla Francia, ci sono Spagna e Portogallo che si affronteranno alle 21 dopo la cerimonia di apertura di questo campionato, e che ovviamente è partita che rappresenta il match clou della giornata odierna e forse anche la partita più importante del girone. E qua arriva il gol di Pamela Lapolla, che esattamente come è accaduto nel corso del primo tempo trova immediatamente il gol. 50 secondi di gioco, eccolo qui, l'avete rivisto il gol di Pamela Lapolla, il raddoppio delle azzurre, azione personale della giocatrice capitana azzurra, un tiro sul primo palo molto vicino al montante che non ha trovato attenta la portiera Lussigoe. Dunque, così come in apertura di primo tempo era arrivato il gol del 1-0, in apertura di ripresa arriva il gol del 2-0. Ora c'è Maniero che va alla conclusione. Attenzione, arriva anche scusate, abbiamo sbagliato il quintetto dell'Italia perché non c'è Anna Orsato, ma col numero 4 c'è Sofia Bertinato, che appunto è l'atleta che ha provato il tiro in precedenza. Quindi cambio per Massimo Giudice, che aveva effettuato praticamente un solo cambio nel corso del primo tempo, inserendo per qualche secondo, qualche minuto, Ludovica Rossetto, poi costretta ad uscire per un colpo al volto, nulla di grave per lei. Aveva giocato a lungo praticamente per tutto il primo tempo Anna Orsato. Ora in pista c'è invece Sofia Bertinato con il numero 4. Lapolla si inserisce bene Elena Tamiozzo, la sua conclusione fermata però dal portiere, poi riprende la pallina e prova un diagonale non preciso la numero 8 azzurra. La Francia che invece si schiera con il numero 6 Celiagoe, il numero 9 Marie Espen, il numero 8 Sandy Geflot e il numero 7 Cyrielle Lagroix. E ora c'è una punizione in favore della Francia, da posizione piuttosto interessante. Siamo 1,5 metri fuori dalla area di rigore. Deve piazzarsi bene la barriera con Maniero e Lapolla. Il fischio sale, Maniero subito e porta via la pallina. Può andare in contropiede la numero 7 azzurra, toccata la pallina quel tanto che basta da impedirle il tiro. Lapolla alza e tenta un gol di fino, arriva però a valanga l'estremo difensore della Francia, che porta via la pallina. Ora c'è Tamiozzo che non trova spazio per il tiro, la pallina all'indietro per Maniero, ancora Tamiozzo, si muove in mezzo all'area Sofia Bertinato ad aspettare il tiro dalla distanza o qualche deviazione. Sbaglia invece la ripresa del gioco la Francia, pallina che arriva in difesa, in zona difensiva delle azzurre, senza nessuna giocatrice francese nei prezzi. Lapolla ancora per Tamiozzo, Bertinato cerca spazio, la giovane numero 4
del Valdagno. Pamela Lapolla fa andare a vuoto il diretto avversario, arriva però il tiro fuori poi della capitana, si era mossa molto bene. Italia partita decisamente in palla in questo secondo tempo. Maniero in mezzo per Lapolla, buona l'occasione, la conclusione ed è il gol numero 3 delle azzurre ed è il gol numero 3 della capitana Pamela Lapolla, che trova il gol in termine di una bella azione che adesso andremo a rivedere perché merita veramente. Vediamo soltanto la fase finale. Aveva manovrato decisamente bene la formazione azzurra in questa occasione e il gol dunque del 3-0 dell'Italia, secondo tempo iniziato decisamente nel migliore dei modi per i nostri colori, con 2 gol che cambiano ovviamente le sorti dell'incontro, che era già ben indirizzato dalla parte delle azzurre, perché l'abbiamo detto in più occasioni, il dominio è stato totale anche nel corso del primo tempo, mancavano però i gol. Ora Maniero lontana, c'è il time out però chiesto proprio dalla Francia per un inizio di secondo tempo davvero molto difficile per le transalpine. Nemmeno 5 minuti giocati nel corso del primo tempo e del secondo tempo, scusate, è partita che le azzurre hanno messo in ghiaccio. Andiamo a rivedere i 2 gol di questo secondo tempo. Qui il passaggio di Maniero di Sofia Bertinato per Lapolla, invece di Maniero l'assist per il gol del 3-0 sempre di Pamela Lapolla, tripletta per lei nel corso di questa partita e situazione che si mette davvero per il meglio per la nazionale italiana, che aveva faticato nel corso del primo tempo per trovare la via della rete. Punizione si riprenderà dunque con la Francia a rimettere in gioco dopo il fallo commesso da Maniero. Intanto anche la regia internazionale ci ha mostrato nuovamente i gol delle azzurre e qui riprendiamo con una bella pallina recuperata da Sofia Bertinato. Tamiozzo alza e schiaccia, brava questa volta l'estremo difensore francese. Attenzione, dalla parte opposta c'è un pericolo anche per la Francia con il numero 4 Axel Osson, che aveva trovato una percussione piuttosto pericolosa. Ora Tamiozzo ci mette il corpo a impedire il passaggio proprio di Axel Osson per le compagne. Maniero scende sulla destra, non c'è lo spazio per andare al tiro e non c'è nemmeno la necessità in questo momento di forzare. Passati i primi 5 minuti del secondo tempo, Italia 3, Francia 0 in questa gara d'esordio del campionato europeo senior femminile, che vede le azzurre impegnate a Dolot nel gruppo con Francia, Spagna e Portogallo. Portogallo domani alle 18, Spagna mercoledì alle 20:30. Vince l'ingaggio l'Italia con Sofia Bertinato, Maniero, Lapolla dopo il tocco di Tamiozzo che riceve nuovamente la pallina, prova a scendere sulla destra, si muove Bertinato in mezzo all'area, poi Tamiozzo si mette in proprio, fa tutto da solo, arriva Chicca Maniero che ha un'occasione d'oro per segnare il gol del 4-0, non trova lo specchio della porta, lo andiamo a rivedere, eccolo qua, la pallina dopo la parata su tiro di Tamiozzo arriva centralmente a Chicca Maniero che non trova l'angolo giusto per evitare la sagoma del portiere. Se l'Italia nel primo tempo ha tenuto tranquillamente il bando della matassa, in questo inizio di ripresa sta letteralmente dominando. A parte i 2 gol, sono già un paio di occasioni davvero ghiotte per le azzurre
per incrementare ulteriormente il bottino. Ora accenna un timido pressing anche la formazione azzurra con Pamela Lapolla che va a prendersi questa pallina temporaneamente perché poi le francesi la recuperano. Attenzione, scivola la palla, contropiede, occasione con il tiro della giocatrice numero 5 Anne Errol, e la prima vera grande parata di Vicky Carretta di questo secondo tempo, nato da un infortunio questo intervento. Lo andiamo a rivedere perché merita veramente. Eccolo qui il tiro della numero 5 Anne Errol, lanciata sola davanti al portiere dall'errore, dalla caduta di Pamela Lapolla. Poteva essere davvero un grandissimo rischio. È stata brava Vicky a chiudere nel migliore dei modi. Non è facile quando la partita va via in modo quasi rilassante per il portiere, essere pronti all'intervento. Attenzione, un'altra folata offensiva da parte delle francesi che arrivano dietro porta con Axel Osson che prova ad accentrarsi. La sua conclusione sul primo palo, attentissima Vicky Carretta. Da lì è veramente difficile pensare di segnare alla giocatrice dell'Hockey Club La Coruña. Tamiozzo scambia con Maniero, non pressa la formazione francese che rimane 3-4 metri dietro la propria linea di centropista, lasciando spazio al gioco esterno delle azzurre, rendendo però più difficile ovviamente la penetrazione. Qui c'è il tiro che forse era alto di Tamiozzo, recupera Bertinato, ancora Tamiozzo, punta di nuovo l'area avversaria, la nostra numero 8 deve andare alla conclusione, prova a alzare e a schiacciare. Pallina poi recuperata dalla Francia, ora giocatrice francese che si nasconde dietro all'arbitro. Pallina che esce dopo l'intervento di Pamela Lapolla. Rimessa per la Francia, pressing delle azzurre con Lapolla e Maniero nei pressi della pallina. Spara in avanti a Ninon Dubuquet la formazione francese. Recupera subito l'Italia con Tamiozzo per Lapolla, doppio scambio con Maniero, si muove bene la Bertinato in mezzo all'area, non arriva però la pallina, prova una conclusione sotto la traversa Maniero. Attenzione dalla parte opposta, si gira e va al tiro la numero 9 Marie Spen, conclusione fuori, recupera ancora la Francia, prova Maniero a recuperare questa pallina. C'è il fallo fischiato dal signor Derek Bell, è un fallo contro le francesi, allarga le braccia Tatiana Mallard in evidente disaccordo, e infatti ha ragione perché il fallo è a favore delle francesi. Viene corretto anche il conteggio dei falli di squadra che non è più 5-4 ma 6-3. 6 i falli commessi dalle azzurre, 3 quelli commessi dalla Francia. C'è ancora buon margine prima di raggiungere quota 10 con i tiri diretti. Maniero per Tamiozzo, la conclusione rasoterra pronta e sul pezzo l'estremo difensore francese. Cade a terra Pamela Lapolla sul contrasto con Marie Spen, tutto regolare secondo il direttore di gara. Il tiro di Sofia Bertinato aveva tutto lo spazio davanti, la conclusione un po' debole, rasoterra. Era stata servita molto bene la giocatrice azzurra. Ancora Italia che attacca. Lapolla, parata, ancora una pallina che arriva questa volta sul volto di Sofia Bertinato. Nessun problema per lei che riprende subito il gioco. Attenzione, tiro diretto in favore della Francia, quindi fallo sulla giocatrice in chiara occasione da gol. Adesso lo andiamo a vedere perché ci è sfuggito, visto che la pallina era già nei pressi era già presa delle formazioni azzurre. Non c'è il replay della squadra, lo andiamo a vedere noi. Forse è qui sulla giocatrice che stava entrando in area. Sta di fatto che c'è la migliore delle occasioni per
la Francia. Questo tiro diretto con la capitana numero 6 Célia Goé pronta sul disco dei 7:40. Parte la Goé, non riesce però ad andare in gol perché c'è la parata da parte di Vicky Carretta, e dalla parte opposta c'è il cartellino blu. Intanto qui abbiamo dei problemi in regia perché non capiamo che cosa stiamo guardando. Non so se abbiamo il replay del tiro diretto. No, scusateci, ma la regia si era persa su un replay inutile, quindi non so nemmeno se voi l'avete visto il tiro diretto della Francia parato da Vicky Carretta. Ve l'abbiamo raccontato noi. Ora il tiro diretto ce l'ha l'Italia per l'espulsione della giocatrice francese. Ci siamo un po' distratti perché la regia ha fatto un po' di confusione in questa fase. Andiamo a vedere Elena Tamiozzo che contro il portiere francese non sbaglia e mette a segno il gol del 4-0. La prima rete personale di Elena Tamiozzo in questa occasione, con la trasformazione del tiro diretto. Eccola qua, l'avete rivista in questo momento, e dunque 4-0 per l'Italia quando sono passati 9 minuti e 39 secondi nel corso del secondo tempo. Tamiozzo su rigore. Si riprende il gioco con la Francia che deve recuperare anche psicologicamente. Intanto con il numero 9 è rientrata Anna Orsato, è uscita la Maniero, se andiamo errati, sì, perché tutte le altre sono ancora in pista. Rimasta in pista con il numero 4 Sofia Bertinato, dunque riposo per Francesca Maniero che era in pista dal primo minuto. Ludovica Rossetto anche lei pronta sul cambio dei cambi, quindi con 4 gol di vantaggio è probabile che la panchina azzurra ne approfitti per far esordire e giocare le avversarie. Ora deve uscire Pamela Lapolla, anche lei colpo al viso. Non è che siamo molto fortunati in questa partita, è già la terza giocatrice, in questo caso deve esserci anche un piccolo taglietto, quindi fuori Pamela Lapolla, dentro Ludovica Rossetto. E ora azzurre è davvero in formazione giovanissima: Rossetto, Orsato e Bertinato contemporaneamente in pista assieme alla Tamiozzo, cioè la loro ex compagna di squadra, visto che giocava nel Valdagno prima di finire al Benfica, dove gioca in questa stagione. Quindi formazione per certi aspetti anche collaudata, ovviamente oltre a quello anche dagli allenamenti fatti nel corso della preparazione. Sbaglia Rossetto, attenzione al contropiede della Francia con la numero 6 Célia Goé che non trova il bersaglio. Poteva essere l'occasione del 4-1 e ovviamente è abbastanza normale che ci possano essere alcuni errori nel corso di questa fase della partita, essendo 3 giocatrici praticamente esordienti per le azzurre. Italia che attacca ancora con questa squadra molto molto giovane. Rossetto, il gol di Ludovica Rossetto, il gol del 5-0, e brava Ludovica Rossetto a trovarsi il varco giusto per andare a segnare la sua rete personale.
e trovare il gol del 5-0 per l'Italia. Lo rivediamo, eccolo qui, fa tutto da sola, si apre la difesa e sul secondo palo trova il gol, il suo primo gol nella nazionale senior. Quindi ci sarà di che festeggiare questa sera nel quartier generale degli azzurri. Intanto qui noi non abbiamo più segnale dalla regia. Adesso state vedendo qualcosa di inguardabile. Vi raccontiamo la partita praticamente in radiocronaca, perché quello che state vedendo, ovviamente, che vediamo anche noi sui nostri schermi, non è il... ecco qua, tornato il video ora, grazie alla regia, però si è già bloccato. Quindi vi raccontiamo la partita, ve la raccontiamo in radiocronaca. Italia in attacco, ecco, ci siamo tornati nuovamente in diretta, speriamo di rimanerci con l'occasione di Elena Tamiozzo, che avete appena visto. Dalla parte opposta ci prova dalla distanza Sandy Geflot, pallina che esce abbondantemente dallo specchio della porta. Ancora Italia in attacco, abbiamo appena passato la metà del primo tempo, 11,5 da giocare ancora, 5-0 per l'Italia. 3 reti di La Polla, gol di Tamiozzo, gol di Rossetto. 1 nel primo tempo, 4 in questa ripresa in cui l'Italia sta giocando esattamente come nel primo tempo, con la differenza che invece di sbagliare i gol li segna, e questo ovviamente ha fatto assumere al risultato tutt'altro contorno. Intanto è rientrata Pamela La Polla ed è uscita Marta Cerato. Scusate, è uscita Sofia Bertinato, perdonateci ma siamo molto distratti da quello che passa sul monitor con qualche problema tecnico di troppo. Ora prova la Francia a scendere sulla destra, altra occasione con Vicky Carretta però che controlla e allontana sul tentativo di Cyrielle Lagroix. Tamiozzo, La Polla, esce Elena Tamiozzo, rientra anzi Francesca Maniero. Dunque Massimo Giudice fa riposare anche le giocatrici più esperte, potendo fare affidamento. Attenzione ancora a una grande occasione questa volta per Anna Orsato, che ha avuto davvero la possibilità di segnare la rete personale. Era stata lanciata molto bene nel cuore dell'area della Francia, non ha trovato però la mira giusta una volta davanti al portiere francese, che è cambiato, se non andiamo errati è col numero 10 Lily Bouchot. La Polla sbaglia il passaggio, fa partire il contropiede della Francia, il tocco ancora della numero 7 Cyrielle Lagroix dopo l'intervento di Maniero che aveva impedito il tiro diretto in porta da parte delle francesi. Attenzione, ancora una penetrazione, questa volta è Anna Orsato che ci mette il bastone a fermare Axel Osson. Ancora Italia in avanti, Pamela La Polla, buona l'occasione per lei, non trova però il controllo, allontanano le giocatrici francesi. La Polla va a recuperare anche questa pallina, anticipando la Osson. Orsato deve rincorrere la sfera. Anna Orsato, ora vediamo se riesce ad evitare il fallo dei 10 secondi, dei 5 secondi lo fa, ma la pallina è per la Francia, con una conclusione abbastanza pericolosa. Occhiataccia di Francesca Maniera all'arbitro per la spinta precedente. Rossetto, Maniero, cambio, fuori Orsato e dentro Rubega, se non andiamo errati, con il numero 5, infatti così, Laura Rubega.
quindi esordio anche per lei, la più giovane del gruppo. Eccola qua, subito la conclusione. Laura Rubega con la pallina che finisce alta dopo il contrasto. Recuperano palla le giocatrici francesi che lanciano in avanti la numero 3 Ninon Dubuquet. Arriva però prima Pamela Lapolla che difende questa pallina, cerca e trova Maniero che poi sbaglia il passaggio. Attenzione alla ripartenza di Marie Espen. Recuperano le francesi. Rubega è sola, si deve fermare, difende bene la pallina, palla all'indietro per Maniero. Lapolla rossato dalla parte opposta, ancora Lapolla, scambio con Maniero, palla di nuovo restituita. Il tiro dalla distanza di Ludovica Rossetto, forte ma non preciso, cade a terra una giocatrice francese, c'è spazio, Pamela Lapolla non va al tiro, cerca invece il filtrante per Rubega, capiscono tutto i difensori della Francia e sventano questa occasione, ma riparte ancora l'Italia con Maniero servita da Lapolla. La conclusione di Maniero, la neoentrata Célia Goé si mette davanti, poi Maniero cerca un passaggio al centro ma capisce tutto Lili Busciò che ci mette il bastone e favorisce l'intervento dei difensori. Blocco su Rubega a liberare la corsa della numero 9 Marie Espen. Pallina però che si perde ancora nell'attacco non preciso della Francia ed è preda delle giocatrici azzurre che possono manovrare di nuovo. 5-0 il risultato, 6,5 ancora da giocare, vittoria in tasca per la formazione italiana che deve solo portare alla fine questa partita dominata dall'inizio alla fine, sbloccata subito nel primo tempo, chiusa nei primi minuti della ripresa e più in generale con un secondo tempo quasi perfetto. Ora Pamela Lapolla cerca un pallonetto sfruttando il velo di Ludovica Rossetto al centro dell'area, ancora Pamela Lapolla in avanti, si muove bene Rubega, viene però spinta fuori dall'azione di gioco dal difensore, poi Rossetto taglia il campo, va a recuperare questa pallina, Maniero perfeziona, si libera di Anne Errol che poi la rincorre lungo la fascia destra. Lapolla, palla messa, anzi no, non c'è il passaggio al centro, perde pallina la capitana contro l'altra capitana, entrambe le due capitane hanno il numero 6, quindi situazione identica. Intanto si prepara sul cancelletto dei cambi anche Marta Cerrato, che è l'unica giocatrice a non essere ancora entrata in pista, oltre ovviamente a Teresa Parlato tra i pali. Intervento di Vicky Carretta quasi scolastico su questo diagonale dell'attacco francese. Il 5-0, 5 minuti ancora da giocare in questa partita. Si è alzato notevolmente il baricentro delle francesi, c'è spazio in difesa, si infila molto bene Laura Rubega che tenta un passaggio al centro per Marta Cerrato che però non arriva a destinazione. Maniero all'angolo a cercare di recuperare questa pallina, esce bene invece la formazione francese e c'è il gol della Francia con il tiro di Célia Goé, la capitana della formazione francese, che sorprende Vicky Carretta sul primo palo. Andiamo a rivedere questa conclusione, c'è anche il time out chiesto dall'Italia, quindi 5-1 il risultato. Eccolo qua il gol, questa pallina che esce, la Goé che va alla conclusione. Forse c'è anche una deviazione di Pamela Lapolla sul nascere del tiro, Pamela Lapolla che sicuramente copriva la visuale al portiere azzurro. Dunque segna anche la Francia in una delle poche occasioni avute a disposizione, il gol del 5-1 che non dovrebbe preoccupare più di tanto. Sappiamo che nell'hockey, come si dice in gergo, non è finita finché non è finita e che in pochissimi secondi si può fare veramente di tutto, ma l'andamento della partita suggerisce ovviamente un'altra conclusione. 4-14 da giocare,
Vicky Carretta è andata a dire qualcosa in particolare alle due giocatrici più giovani, vale a dire Marta Cerato e Laura Rubega. 20 minuti e 46 secondi il gol di Segliagoe che rimette la Francia, anzi che toglie lo 0 alla Francia, la mette a -4. Quarto fallo anche per la formazione francese, mentre noi non abbiamo più il video della... adesso sì. Cerato per Maniero, la Polla, Cerato fa sportellata al centro dell'area con la numero 9 Marie Spen, pallina all'indietro per Maniero, Cerato ancora la Polla che invita la Cerato ad andare un po' avanti. Attenzione, siamo al limite dei 45 secondi, palla persa dalle azzurre con la sfera che rimane lì al centro dell'area. Pamela La Polla alla fine esce, pallina sul bastone con grande autorevolezza il capitano della nostra nazionale. Cerato qualche difficoltà nel controllo, Rubega all'indietro, Maniero, palla per Rubega, difficile, recupera la Francia con la numero 4 Osson, pallina messa, anzi no, portata dietro porta. Pamela La Polla va a combattere, cade a terra, tutto regolare dice l'arbitro. Attenzione a non farsi schiacciare dalle francesi che ovviamente sul gol si sono ringalluzzite. Ora Pamela La Polla di nuovo contro Anne Errol, questa volta alla meglio grazie anche alla collaborazione con Chica Maniero che viene in avanti per Cerato, pallina controllata e mantenuta dalla giocatrice numero 3 Rubega, che invece non riesce a portare via la pallina, fa partire un contropiede potenzialmente pericoloso e infatti ci vuole la parata di Veronica Carretta per evitare il secondo gol. La rivediamo in questo replay da parte della regia con la parata con la mano destra, quella del bastone per Vicky Carretta. 2:24 ancora da giocare prima della doccia, poi per le azzurre ci sarà la cerimonia di apertura alle 19:30 che potrete seguire in diretta su World Skate Europe TV. Ricordiamo che tutte le partite sono in diretta su World Skate Europe TV, che con la produzione internazionale. Noi vi proponiamo in italiano su FISR TV le partite delle azzurre. Rientra Tamiozzo al posto di Rubega per questi ultimi 2 minuti scarsi che ancora mancano alla fine della partita. Tamiozzo, tanto abbiamo problemi di streaming, speriamo che il segnale vi arrivi lo stesso. Attenzione a questa azione della Francia. Ancora una occasione pericolosa e un altro colpo al volto. Questa volta è Elena Tamiozzo ad aver subito il colpo. Non so se la regia è in grado di farci vedere le immagini. Eccole qua, anzi no, non è questa ovviamente l'azione, almeno non credo. Rivediamo, qua c'è questa azione precedente con la conclusione da parte della giocatrice francese sulla quale è intervenuta Vicky Carretta. Comunque si è rialzata, non è inquadrata, ma rimane in pista Elena Tamiozzo, quindi nessun problema per lei. Eccola qua fintare per il proseguimento di Maniero, palla all'indietro, eccola qua Elena Tamiozzo al suo posto in pista, prova l'accelerazione la numero 8 della nazionale azzurra che ora cerca di accentrarsi, arriva Cerato dalle retrovie, non trova l'impatto con la pallina che era stata nel frattempo deviata dalla parte opposta. Arriva fino in fondo la Francia con Vicky Carretta che va a fermare questa pallina.
Ancora un'occasione buona per l'Italia, che sta cercando in tutti i modi di portare Cerato al gol. Attenzione, ora una pallina persa velenosa con il gol numero 2 della Francia. L'ha segnato il numero 7, la numero 7 Cyriella Groa, ma se non abbiamo visto male c'è stato un mezzo infortunio di Vicky Carretta o una deviazione sotto misura, perché abbiamo visto la pallina impennarsi per il gol del 5-2. Eccolo qua, lo rivediamo, noi vediamo molto in piccolo, no, in effetti un infortunio di Vicky Carretta, ma insomma ci può stare, meglio adesso che nelle prossime partite. La gara ormai è in ghiaccio per le azzurre. Ancora una discesa della Francia con il tentativo da parte di Marie Spen di andare alla terza rete. Francia che ha fatto più negli ultimi 2 minuti e mezzo di quanto non abbia fatto nel corso di tutta la partita. E Tamiozzo ora prova l'azione personale, è l'ultima di questa partita, perché il cronometro dice 0 minuti e 0 secondi. Arriva la sirena, il fischio dell'arbitro che non conterebbe praticamente nulla, e finisce la partita con il risultato di 5-2 per l'Italia, al termine di una gara sostanzialmente dominata dalle azzurre dal primo all'ultimo minuto. Mentre sono già partiti gli highlights di questo match, arrivano anche i nostri saluti per questo primo match delle azzurre al campionato europeo senior femminile di Olot. Arrivano i primi 3 punti in classifica. Era la partita più facile del girone, dobbiamo dire onestamente. L'Italia l'ha dominata praticamente fino a 3 minuti dalla fine, lasciando alle francesi soltanto gli ultimi 2 gol della partita. Sicuramente non sarà contentissimo Massimo Giudice per questo finale di gara. Tutto sommato buone indicazioni, un buon esordio. Da domani si sale di livello. Alle 18 su FISL TV vi proporremo Italia-Portogallo. Dopodomani il livello si impenna, perché alle 20:30 ci sarà la partita contro la super favorita di questo campionato europeo e ovviamente anche del girone, vale a dire le padrone di casa della Spagna. Vi lasciamo agli highlights di questo match tra Italia e Francia da Marcello Bulgarelli. Grazie per averci seguito fin qui. L'appuntamento, lo ripetiamo, domani alle 18.